Nel 1872 il conte Francesco Antonio d'Arco riesce ad acquistare una enorme proprietà confinante con il palazzo di famiglia dai marchesi della Valle. Tutto questo avviene nel 1872, anno nel quale il padre, il conte Luigi Antonio, muore. Luigi Antonio era nato nel 1795, era figlio di Francesco Alberto e della contessa Amalia Sanvitale. Luigi è naturalista e diventerà uno dei grandi naturalisti dell'Ottocento italiano di riferimento al territorio mantovano. Proprio dopo la morte del padre, con l'acquisto della proprietà della valle, il figlio, Francesco Antonio, riesce a ordinare le collezioni naturalistiche del padre e dare l'avvio, la nascita al Museo di Scienze Naturali della famiglia d'Arco. Nel 1852 il conte Luigi Antonio annotava che la sua collezione di uccelli impagliati, la collezione ornitologica, vantava 250 esemplari. La maggior parte di questi uccelli sono stati o catturati qua nel territorio mantovano o sono stati oggetti di scambio con gli altri naturalisti italiani, considerando che proprio in quegli anni, siamo nel periodo risorgimentale, venne costituita proprio a Milano la Società Ornitologica Italiana, della quale proprio il conte Luigi fu, insieme al conte Turati, uno dei fondatori. La Fondazione d'Arco è riuscita a dare vita a una pubblicazione molto preziosa, il Gabinetto Naturalistico del conte Luigi d'Arco. È una pubblicazione interessante anche non solo per la documentazione che riporta l'attenzione appunto sull'azione svolta dal conte Luigi e che oggi di fatto è rappresentata dal Museo di Scienze Naturali di Palazzo d'Arco, ma che ci ha portato anche a una valorizzazione del Museo di Scienze Naturali. Gli uccelli sono stati liberati delle loro protezioni, oggi si possono ammirare negli armadi che li contenevano e che appunto il conte Francesco Antonio, quando acquisì la proprietà della valle, decise venissero proprio qui collocati. Tutto è documentato da lettere e da scambi interessanti e legati specialmente a particolari esemplari. Ne abbiamo uno molto interessante che fu catturato a Casteldario e che il parroco di Casteldario, conoscendo il conte Luigi d'Arco, gli segnalò mandandogli una lettera. In questa lettera il parroco di Casteldario segnala al conte Luigi che un cacciatore ha catturato un pittone e l'uccello in effetti fu acquistato dal conte Luigi, mancava nella sua collezione, fu inviato al Tommasi ed oggi fa bella mostra di sé. E fa bella mostra di sé insieme a un altro magnifico esemplare di cigno selvatico, che a differenza del più noto e diffuso cigno reale si distingue per il colore del becco, che è giallo e nero anziché rosso e nero, e per la mancanza del bernoccolo nero sulla fronte. Quindi per ognuno degli esemplari abbiamo testimonianze, così come è importante la serie dei rapaci, che sono numerosi e anche di grandi dimensioni. Abbiamo un'aquila reale, abbiamo il gippetto, il grifone e poi il gufo reale, il bubo bubo o il barbagianni e il gufo di palude, che sono appunto animali di grosse dimensioni e che si trovano nel secondo armadio appunto a loro dedicato. Il progetto si completa
dal punto di vista espositivo di una mostra. La mostra parlerà del viaggio dei naturalisti e del viaggio naturalmente della straordinaria figura del conte Luigi d'Arco, uno dei naturalisti di riferimento sicuramente per la provincia di Mantova, ma anche nell'ambito italiano della regione Lombardia e di Milano, centro di studi e di rinascita del periodo risorgimentale.